Un espianto di organi eccezionale avvenuto nell'ospedale simbolo della pandemia. A Schiavonia, in provincia di Padova, grazie ad un delicato intervento di espianto, un paziente deceduto in ospedale e che risultava anche positivo al Covid-19 ha donato fegato e reni che sono stati poi trapiantati con successo e in sicurezza su due pazienti. Questa è la prima donazione di reni avvenuta in Veneto da un paziente Covid positivo. Nel luglio scorso un altro paziente positivo, sempre all'ospedale di Schiavonia, aveva donato il fegato. Secondo le indicazioni del Centro Nazionale Trapianti, gli organi da un donatore deceduto positivo al coronavirus possono essere offerti a pazienti in lista in gravi condizioni cliniche. La provincia di Padova è ai primi posti regionali della graduatoria dei territori maggiormente impegnati nella donazione, hanno scritto in una nota i vertici dell'ULSS 6 Euganea. Sono stati, ven- sono stati ben 25 i sanitari che a vario titolo hanno preso parte alla delicata operazione di espianto.